Ci sono luoghi che non parlano, ascoltano e proprio nel silenzio ti raccontano tutto. San Martino e la sua torre, che guarda l'acqua e si lascia attraversare dal tempo. Costruito per difendere e per sorvegliare, il castello era anche casa, tribunale, rifugio. Ogni giorno tra le sue mura si scriveva la storia, con il rumore delle spade, il calore dei fuochi, l'attesa degli uomini. Ma facciamo un passo non solo indietro nel tempo, un passo anche fuori dal portone del castello. La provincia di Padova, si sa, era una provincia ricca d'acqua e attorno a questa grande risorsa, a questo grande dono, girava la vita. Vero, Nicole? Buongiorno Ida e benvenuti itinerari. Grazie. Sì, e l'acqua girava anche attorno al castello di San Martino. Esatto, sì. Molto spesso si pensa che i castelli siano semplicemente delle rocche arroccate su colline abitate da signori, da re, da principi e da principesse, però in realtà non era sempre così, anzi, il più delle volte i castelli erano posti direttamente in pianura. Nel nostro caso il fiume è il protagonista della storia del castello di San Martino, perché senza di lui probabilmente questo castello non sarebbe mai nato. È un castello piccolo, ma ricordiamoci sempre che castello deriva da castrum, quindi fortificazione, e fortificazioni potevano essere sia piccole sia grandi. Sì, noi passeggiamo nel parco di questo castello, alla nostra destra passava il Bacchiglione. Adesso non passa più, è rimasto l'alveo di questo fiume. Sì, esattamente. L'antico paleoalveo del fiume Bacchiglione, e in realtà il Bacchiglione resta in questo luogo fino agli inizi del 1900. Poi, per colpa di continue esondazioni, si decide di spostarlo manualmente al di là della rete che si vede lì. Però il fiume Bacchiglione è sempre stato importante. Perché un castello proprio a ridosso del fiume? Era necessario controllare chi passava, dalle merci alla comunicazione, quindi a chiunque passasse, perché ricordiamoci sempre che il fiume era l'autostrada del tempo. Nicole, quando nasce questo castello? Perché? Allora, documenti non ce ne sono. Quello che noi sappiamo lo sappiamo dagli scavi archeologici. È stata scavata sotto la torre, quella che possiamo vedere adesso, e il basamento è stato datato intorno al X secolo d.C. Perché? Proprio perché siamo in una terra di confine. Qui passava, abbiamo detto, il fiume, siamo in territorio padovano, al di là del fiume sconfiniamo in territorio vicentino. Quindi la necessità di controllare il nemico. Di porre dei confini precisi e proteggere la zona. Esattamente. Poi c'è una data simbolo, se vogliamo, che è il 1142, quando iniziano le cosiddette battaglie d'acqua. Vicenza e Padova, da quella data lì, iniziano a darsi battaglia proprio per il controllo del fiume Bacchiglione. Ma noi adesso rientriamo dentro il castello, sì, perché c'è ancora tanto da raccontare. Nicole, come è cambiato il castello nel tempo? Allora, come abbiamo detto, il castello nasce come una torre, quindi la torre che voi vedete dovete immaginarla più bassa, esattamente dove finiscono le pietre e dopo inizia il mattone. Nel 1324 il comune di Padova dona a Niccolò da Carrara, signore di Padova in quel tempo, questo castello, e lo dona perché Niccolò era riuscito a sventare un attacco di Can Grande della Scala.
A lui si devono i primi lavori di ammodernamento e di ingrandimento del castello. I lavori però più grossi, e che porta il castello esattamente così come voi lo vedete, sono di Francesco il Vecchio, il quale decide di innalzare la torre fino ai 27 metri. Il castello non domina il paesaggio, lo ascolta e il fiume è parte del suo destino. Oggi è vita, biodiversità, scuola di natura. Il castello ospita il museo del Bacchiglione. Entriamo. Nei tempi antichi le persone usavano i fiumi come delle vere e proprie discariche ed è proprio in virtù di questo che è nato questo museo, vero Nicole? Esatto, il museo viene istituzionalizzato nel 1995, dopo anni di scavo subacqueo. È stato scarnagliato tutto il tratto padovano del fiume Bacchiglione, esattamente da Cervarese Santa Croce, dove ci troviamo noi, sino al canale delle Roncaiette, dopo il centro di Padova. Ciò che è stato trovato è infinito, perché sono pezzi provenienti da epoche diverse, andiamo dall'età del bronzo sino al 1800, proprio perché le persone, quando non sapevano cosa fare di un pezzo che magari possedevano, lo prendevano e lo buttavano dentro il fiume. Allora andiamo a vedere cosa è stato ritrovato proprio in questo pezzo di fiume vicino e anche un po' più lontano del castello. Eccolo qua. Ecco qui il nostro visitatore curioso potrà trovare in questo museo due pezzi, due piroghe da record, 16 metri, 9 metri, le più lunghe d'Europa. Esattamente, sono state trovate lungo il corso del fiume Bacchiglione, in una località vicina al castello, sotto la sabbia, dai sabbionari, che andavano a raccogliere la sabbia per poi rivenderla per l'edilizia, e casualmente si sono trovati questi due tronchi. Fortunatamente hanno capito che erano qualcosa di particolare e hanno chiamato la sovrintendenza, e la sovrintendenza è uscita e ha detto caspita, interessante, e quindi sono stati prelevati e portati a Padova per lo studio. Veramente molto interessanti, come tutte le teche che adesso porteremo nelle vostre case. Partiamo da quello che una volta era la sopravvivenza. Sì, si sopravviveva e si cacciava con la spada, ma questo non è il nostro caso. Eh no, questo non è il nostro caso, perché queste spade non hanno mai ucciso nessuno, né persone né animali. Sono state forgiate per essere prese e buttate dentro al fiume Bacchiglione. Erano degli ex voto per ringraziare le divinità di una battaglia andata bene, o per chiedere che una battaglia andasse bene. All'interno del museo troverete reperti di epoca paleoveneta, di epoca romana, troverete oggetti riferibili all'alimentazione, al bere, oppure anche oggetti di metallo, come questi, che sono forse i pezzi più importanti del nostro museo, come questo lebete con un'iscrizione paleoveneta. I romani inumavano, invece i paleoveneti, Nicole, cremavano. Sì. Questi servivano a cosa? I paleoveneti appunto cremavano, le ceneri venivano messe all'interno di cosiddette tombe a cassetta, e per far capire che lì sotto c'erano delle ceneri, c'era un morto, venivano proprio messi questi cippi funerari al di sopra, quindi semplicemente ciottoli di fiume, però tutti con delle iscrizioni dedicatorie. Tanti sono i frammenti di ceramiche che sono stati trovati nel Bacchiglione. Olle, scodelle, vasi di piccole e di grandi dimensioni, e poi abbiamo dei vasi particolari come questi, dove all'interno sono stati messi dei semi o dei sassolini che servivano per sminuzzare meglio il cibo, quindi una sorta di antica grattugia. Il castello di San Martino della Vanezza di Cervarese Santa Croce è proprietà della provincia di Padova. Nicole, quando si può visitare questo maniero e il suo museo? Tutti i weekend, e per orari e per informazioni basta controllare la pagina internet del castello di Cervarese Santa Croce. Nicole, è stato un piacere. Anche per me, grazie. A prestissimo. Grazie. San Martino non è solo un pezzo di passato, è un luogo che insegna, che connette. Non serve rumore,
per lasciare un'impronta. Chi si ferma qui riceve un dono. Il tempo rallenta e la memoria si accende.